Siamo negli uffici del Consorzio di Bonifica Delta del Po, di Taglio di Po, per illustrare la progettualità e i lavori che stiamo eseguendo in due importanti unità territoriali del Consorzio, Porto Viro e Isola di Ariano, progettualità che sono state finanziate dal Ministero per le Politiche Agricole per eseguire i lavori a scopo di irrigazione. Il Consorzio nel 2017 ha partecipato ad un bando indetto appunto dal Ministero per l'ammodernamento e l'efficientamento dei sistemi di distribuzione di acqua di irrigazione. L'idea progettuale, nata dal direttore ingegner Mantovani e sviluppata dai progettisti ingegner Tosini, geometra Siviero e geometra Cavallari, è stata sin dal principio ispirata dall'idea del risparmio idrico e del riuso di acqua che noi come Consorzio di Bonifica usiamo e trattiamo per appunto svolgere la funzione di bonifica. Il decreto di finanziamento che ci ha permesso di poter partire con i lavori in totale ha portato 12 milioni di euro per lavori da realizzare. 2 milioni e mezzo nel comune di Porto Viro e 9 milioni e mezzo circa nell'isola di Ariano. L'isola di Ariano è per noi un'unità territoriale indipendente, un bacino idrografico indipendente di circa 16.000 ettari, che è attraversata dal canale Veneto, che costituisce la dorsale principale di scolo e raccolta delle acque meteoriche. Cosa è stato pensato con questo progetto? Di riutilizzare l'acqua di bonifica e l'acqua in eccesso che il Consorzio dovrebbe espellere tramite le proprie idrovore, intercettarla in prossimità dell'idrovora che dovrebbe sollevarla e, attraverso un impianto di nuova realizzazione con questo progetto, distribuirla attraverso una condotta, un nuovo impianto tubato, distribuire quest'acqua in eccesso ai fini di irrigazione. Guardando questa carta si vede quella evidenziata in arancione è l'isola di Ariano, 16.000 ettari che comprende i comuni di Taglio di Po, Corbola e Ariano nel Polesine. Questo bacino idraulico indipendente è attraversato dal canale Veneto che costituisce la dorsale principale di raccolta e scolo delle acque di bonifica, delle acque meteoriche, delle acque di infiltrazione dai rami del Po attraverso le arginature, le quali vengono espulse dall'impianto idrovoro Goro che si trova in questa posizione. Il progetto che stiamo realizzando a scopo di irrigazione va a raccogliere poco prima dell'arrivo nell'impianto di bonifica tutte le acque in arrivo dal canale Veneto e a distribuirle attraverso nuove condotte di distribuzione di acqua di irrigazione in questi territori. Questi territori che normalmente sarebbero serviti e sono serviti da opere di derivazione da sifoni a cavallo delle arginature sul fiume Po, che però durante la stagione estiva, in periodi siccitosi, quando la portata del fiume Po non è sufficiente, quando la portata del fiume Po è sotto il valore dei 450 metri cubi al secondo registrati a Ponte Lago Scuro, diventano inefficienti. Perché? Perché si verifica il fenomeno di ingressione del cuneo salino, cioè l'acqua salata del mare mi risale i tratti terminali del Po, andando a rendere inefficienti e inutilizzabili queste opere di derivazione di acqua. In questa maniera l'acqua di bonifica, che come dicevo prima non deriva solo dalle piogge o dall'acqua meteorica, ma anche dalla continua filtrazione dai rami del Po attraverso le arginature, acqua che io dovrei andare a espellere attraverso l'idrovora Goro in maniera onerosa attraverso naturalmente eletropompe in fiume Po, la vado ad intercettare prima, la vado a riutilizzare e a distribuire a territori che se no sarebbero difficilmente serviti da acqua di irrigazione. Questo principio ispiratore del progetto viene applicato anche in due interventi più piccoli, uno qua sulla destra del Po di Venezia in località Cornera e un altro intervento in località Mazzorno Destro.
Cosa andiamo a realizzare con questo progetto? Un nuovo impianto di sollevamento. Andiamo a servire un'area di circa 1500 ettari con una portata di 1000 litri al secondo per questa condotta denominata principale di diametro di 1 metro, una portata di 800 litri al secondo attraverso questo tratto chiamato collegamento nord, e andiamo a realizzare tutta una nuova rete terminale di circa 3 km, arrivando fino alla punta più estrema, quasi al mare, in zona Bacucco, tra Taglio di Po e Ariano nel Polesine. In località Cornera, dove abbiamo già un sifone di prelievo di acqua dolce, andiamo a allungare un prolungamento della condotta di distribuzione anche qua di acqua irrigua. Quindi il segno tratteggiato è la condotta esistente, andiamo ad prolungarlo per altri 2 km, andando quindi a servire una nuova area di 500 ettari con acqua per irrigazione. Allo stesso modo, in località Mazzorno Destro andiamo a realizzare un nuovo impiantino di sollevamento, installando una nuova pompa della portata di 75 litri al secondo, e attraverso una nuova condotta di 1500 metri andiamo a servire una nuova area di circa 100 ettari, anche qua con acqua che altrimenti sarebbe espulsa con impianti di bonifica, la andiamo a riutilizzare ai fini irrigui. Qui siamo nell'area di cantiere del progetto appena illustrato. Quello che è alle mie spalle è il canale Veneto, come dicevo la dorsale principale di raccolta delle acque di bonifica dell'isola di Ariano, e l'edificio che vedete è l'impianto idrovoro Goro, uno dei più grandi impianti idrovori che abbiamo nel comprensorio, all'interno del quale sono installate 7 pompe da 3000 litri al secondo ciascuna. Come illustrato in precedenza, il progetto prevede la costruzione di un nuovo impianto di sollevamento di acqua per distribuzione irrigua, quindi immediatamente prima e a monte dell'impianto idrovoro Goro, per andare ad intercettare le acque che altrimenti dovrebbero essere espulse dall'impianto di bonifica. Il nuovo impianto di distribuzione di acqua irrigua avverrà tramite reti tubate, quindi andranno demolite e sostituite le vecchie canalette in calcestruzzo, ormai obsolete e deteriorate, per rendere la distribuzione di acqua attraverso una condotta tubata al fine di ridurre le perdite di questa nuova linea. Saranno realizzati più di 5 km di nuova rete tubata per distribuire l'acqua di irrigazione anche nei territori più estremi, più verso il mare. La stessa idea progettuale è stata applicata e sta per essere realizzata nel territorio di Portoviro, nel collettore Padano Polesano. Il collettore Padano Polesano viene usato sempre di più come bacino di invaso di acqua dolce, dal quale nei periodi anche qua siccitosi prelevare acqua per la distribuzione ai fini irrigui. Anche qui viene realizzato un nuovo impianto di presa e una nuova rete di distribuzione attraverso una condotta in polietilene. Dopo aver visto i lavori che stiamo svolgendo nell'isola di Ariano, andiamo a vedere i lavori che hanno gli stessi principi ispiratori che stiamo realizzando come Consorzio di Bonifica Delta del Po nel territorio di Portoviro e in particolare nel collettore Padano Polesano. Siamo in comune di Portoviro, sull'argine sinistro del collettore Padano Polesano. Alle mie spalle vedete l'impianto irriguo signoria del Consorzio di Bonifica Delta del Po. Sono Giorgio Siviero, capo settore manutenzione per i comuni di Portoviro, Rosolina e Chioggia del Consorzio, e siamo qua per illustrare i lavori che sono in esecuzione sul collettore Padano Polesano. Questi lavori sono frutto di 3 distinti finanziamenti con progettazione che è iniziata già dal 2015, con 2 linee di finanziamento differenti, 2 appalti derivanti dal Ministero dei Lavori Pubblici, ed è quella che è chiamata tecnicamente piano invasi, e l'altra invece è un PSRN, piano di sviluppo nazionale rurale,
che prevedono interventi sempre sul collettore, soprattutto per fini irrigui. Gli interventi sono praticamente gli stessi con tutti gli appalti e consistono nella risistemazione delle arginature del collettore Padano Polesano sia in sinistra idraulica che in destra idraulica, con movimentazione di terra per la ricostruzione della sponda che era erosa o franata a lato canale e il consolidamento della stessa sponda con del pietrame per consentire la solidità dell'argine e alla fine il consolidamento della pista in sommità arginale. Il piano di sviluppo rurale sono finanziamenti europei, dipende poi il controllo e il finanziamento dipende dal Ministero per l'Agricoltura, mentre questo, come ho detto prima, è Ministero Lavori Pubblici. Nella parte di appalti eseguiti con il PSRN, il piano di sviluppo rurale, oltre al consolidamento della struttura arginale del collettore Padano Polesano, c'è la realizzazione di un impiantino irriguo che in questo momento è in fase di esecuzione, che serve proprio per pescare l'acqua dal collettore e irrigare i campi limitrofi. Il collettore ha una dimensione notevole rispetto agli altri canali, ha una funzione puramente irrigua, è un grande invaso d'acqua, una riserva d'acqua notevole e una risorsa soprattutto importante perché l'acqua c'è sempre, nelle nostre zone del delta abbiamo il problema della risalita del cuneo salineo dai fiumi, mentre qua l'acqua è sempre dolce perché arriva da monte dove questo problema non c'è e stiamo parlando di diversi milioni di metri cubi di riserva. Inoltre la sua capacità irrigua è ancora più, enfatizzata dal fatto che i livelli, che in questo momento vediamo è sotto quota di circa 1 metro proprio per consentire l'esecuzione dei lavori, i livelli d'acqua che possiamo mantenere nel collettore dominano le campagne circostanti, sono più alti, per cui è facile pescare l'acqua con dei semplici sifoni, si innesca il sifone e riusciamo a irrigare proprio a ventaglio sia in destra che in sinistra. E inoltre costruiamo anche degli impiantini per poter spingere l'acqua nelle zone più distanti dal collettore Padano Polesano. Un ultimo intervento che è previsto con il piano Invasi, siamo all'origine nel comune di Portoviro del collettore Padano Polesano, in prossimità della vecchia conca di Volta Grimana, c'è un ponte che verrà messo in sicurezza, non verrà rifatto, verrà risanato e messo in sicurezza sempre nell'ambito di questi finanziamenti.